la sensazione che hanno le giovani generazioni è quella di aver vinto l'infezione da HIV. Non è così. L'avevano chiamata la peste del 2000 e negli anni 80 e 90 l'AIDS è stato l'incubo dei giovani e non solo. Poi l'attenzione è calata, ma il virus HIV non è sparito. È scomparso soltanto dai convegni, dai media, dalle campagne sanitarie. Non se ne parla più e i malati continuano ad aumentare. In Veneto 280 nuovi casi nell'ultimo anno ed l'elemento preoccupante riguarda l'età. Una recrudescenza nelle zone di età giovanili, vale a dire quelli che vanno dai 20 ai 30 anni. Potenti farmaci permettono oggi di controllare la malattia ma non di vincerla. Si vive una vita sul filo del rasoio, eppure il paradosso dei nuovi potenziali infetti esiste. Ritengono a torto che una vita con l'HIV equivalga, con l'HIV che è il virus dell'AIDS, equivalga ad una vita senza HIV. L'infezione colpisce gli uomini 3 volte di più che le donne, un 20% degli infetti in Veneto è straniero. Sempre meno casi di tossicodipendenti, la trasmissione più frequente resta il rapporto sessuale, spesso attraverso la prostituzione, ma non solo. Naturalmente ci riferiamo sia agli eterosessuali che rappresentano il 34% delle nuove infezioni, sia agli omosessuali che rappresentano il 36% delle nuove infezioni. Infine l'inquietante spettro del sommerso. La paura un tempo spingeva a controlli frequenti, ora i ritardi rappresentano la maggioranza ed esiste una notevole fetta di inconsapevolezza, un esercito di malati che non sa di esserlo. Si ritiene che almeno 1 su 4 a livello di infezione sia presente sul territorio, vale a dire il 25% in più di quelli che a noi risultano essere presenti come infezione.